È stato necessario l'uso degli idranti da parte delle forze dell'ordine per fermare l'azione degli attivisti in ottava al bosco di Caalte, dopo una prima fase in cui sono stati scanditi slogan contro la cementificazione. Un gruppetto ha tentato di varcare l'area di cantiere che era stata già oggetto di accese contestazioni luglio scorso. Questa è la seconda tappa di una giornata di mobilitazione in città che ha visto accendersi la protesta in forme diverse per motivi diversi. Tutto è cominciato alle 8:30 a Ponte Alto. È una giornata intensa, è una giornata in cui si mescolano tante cose, è una giornata che parte la mattina con la contestazione, una contestazione che abbiamo chiamato diffusa e infestante ai cantieri del Tavo o comunque in luoghi simbolici. Saremo qui a Ponte Alto, poi andremo a Caalte, poi ne approfitteremo per attaccare uno striscione per segnalare le pesanti polveri sottili che Iricav 2 e Sartorello hanno fatto demolendo parte dell'edificio ieri, indicando anche come problema tutti gli altri edifici, e poi finiremo anche in stazione, anche per annunciare che durante il weekend dell'8 settembre, comunque sono giornate anche un po' particolari per Vicenza, la ferrovia che funziona poco o è mezza chiusa, sì, insomma non è che sia proprio un gran segnale per la città. Focus delle rivendicazioni il tema della difesa degli spazi verdi e dei boschi urbani. L'occasione è stata anche di rilanciare la proposta che accomuna Lega Ambiente e Comitato Ferrovieri, che offrono un progetto alternativo al nuovo viadotto previsto in via Maganza, una costosa infrastruttura, dicono, che potrebbe essere sostituita riutilizzando il percorso lungo l'argine del Retrone, un progetto firmato dall'ingegnere Stefano Cestonaro che è stato appena portato a conoscenza dell'amministrazione comunale e regionale. Realizzare una pista ciclopedonale in alternativa al cavalcaferrovia. Il cavalcaferrovia è il secondo collegamento che sarà fatto dai ferrovieri a San Lazzaro, perché c'è già un sottopassaggio, quindi riteniamo che il cavalcaferrovia sia ridondante nel progetto. Salvare il bosco e utilizzare la strada di cantiere che hanno fatto adiacente al fiume e farla diventare una pista ciclabile che colleghi il quartiere Sant'Agostino direttamente alla stazione con una mobilità veramente sostenibile, in modo che in stazione si possa arrivare con mezzi sostenibili e non con le auto e basta. Ci sono 2 anni di tempo per ripensare a questo progetto. Ci sarebbe un risparmio di quasi 38 milioni di euro senza fare questo viadotto. Quei 38 milioni di euro si possono sia risparmiare che investire in opere sociali più utili, come per esempio mettere a posto altre case popolari o pensare a un albergo cittadino più dignitoso.